Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento. Nell'ultima puntata abbiamo affrontato il problema delle micotossine nella granella di mais. Abbiamo visto come il modello previsionale che utilizziamo indichi come i fattori climatici di questa stagione possano aver favorito presenze significative di micotossine, sia aflatossine sia fumonisine, nella granella di mais. E quindi abbiamo segnalato l'opportunità di porre particolare attenzione, soprattutto negli appezzamenti di mais che hanno subito degli stress durante la stagione, mancanza di irrigazione, condizioni agronomiche non ottimali, forti attacchi di piralide non controllati, ad esempio. I primi riscontri di campo alla raccolta indicano che effettivamente, soprattutto dove ci sono stati fattori di stress, sono presenti talora a livelli di micotossine elevati. Quindi confermiamo l'importanza di stare attenti, di controllare anche prima per definire il destino del prodotto raccolto e di porre in essere tutte le attenzioni per ridurre questo rischio, a partire da una raccolta precoce, anche veloce, andare in campo e raccogliere anche se le umidità non sono particolarmente basse, perché questo riduce il rischio di presenza di micotossine. Regolare bene la mietitrebbia, evitare la rottura della granella, pulire bene, evitare di lasciare il prodotto fermo prima di portarlo all'essiccazione. Tutte queste avvertenze devono essere poste in essere con particolare attenzione. Cimice asiatica. Siamo ormai a fine stagione e in questo momento si vedono purtroppo soprattutto gli esiti dell'attività della cimice asiatica. Per quanto riguarda gli stadi di sviluppo, si trovano in campo ormai tutti e c'è una sovrapposizione di generazioni. Ci sono adulti di prima ma anche di seconda generazione. Per la soia ancora verde ribadiamo il concetto che c'è un gradiente dall'esterno verso l'interno degli appezzamenti, dall'esterno verso zone non coltivate, ad esempio siepi, e l'interno degli appezzamenti. Normalmente se ci sono popolazioni elevate in grado di far danno, sono localizzate almeno inizialmente sul bordo degli appezzamenti. E quindi eventualmente controllare il bordo degli appezzamenti e solo in presenza di adulti con presenze di adulti particolarmente elevate valutare eventuali interventi. Alla prossima!